Euroregione.news. Yoga Day Udine il 21 dalle 6 alle 22:30. Settima edizione della giornata yoga a Udine con Alicia Murador di Flor de Vida. Tanti eventi gratuiti nelle piazze e nei parchi di tutta la città e non solo. Stiamo organizzando un evento chiamato Yoga Day Udine, che è nato con l'idea del primo ministro dell'India di proporre una giornata per il benessere psicofisico della persona che sia utile per tutto il mondo. La proposta è stata fatta alle Nazioni Unite, quasi 200 paesi hanno aderito, anche di religione islamica, questo per far vedere appunto che non c'è bisogno di prendere una corrente religiosa per praticare yoga. Quindi la nostra associazione ha aderito a questa iniziativa perché a Udine non c'era lo yoga nelle piazze. Quindi anche noi, come tutto il resto del mondo, la giornata del 21 giugno abbiamo deciso di portare lo yoga nelle piazze, nei parchi e nelle piazze di Udine. L'evento è totalmente gratuito. 2024 ci sono 14 appuntamenti. Durante appunto la giornata del 21 giugno, diverse tipologie di yoga su iscrizione a partecipazione gratuita. Gli eventi collaterali con l'Università di Udine, con il patrocinio dell'Università di Udine, e la conferenza La mente svelata, il ruolo della meditazione secondo yoga e scienza. I relatori saranno Crescentini Cristiano, professore associato in psicologia clinica all'Università di Udine e direttore del master di primo livello in meditazione e neuroscienze, e l'insegnante che verrà da Roma, Guruji Van Kaur, che è insegnante di Kundalini Yoga dal 1986 e formatrice internazionale di insegnanti con la qualifica massima Aikita, che era il lead trainer e mentore. E la conferenza si terrà il 23 giugno dalle 18 alle 20 a Topo Wasserman, sempre qui a Udine. E poi appunto il workshop, l'altro evento collaterale è il 23 giugno al mattino, sempre con Guruji Van Kaur, che è già relatrice alla conferenza presso l'università, che terrà invece un workshop intitolato Vivere con successo la complessità del presente, e sarà una pratica di Kundalini Yoga per una mente pronta ed efficace, un sistema nervoso forte e stabile e la capacità di gestire le emozioni. Allora, noi siamo scesi in piazza nel 2018 la prima volta, proprio perché abbiamo visto che non c'era ancora lo yoga nelle piazze a Udine, e timidamente io insegnavo con 25 persone, quasi tutti dei miei alunni, e l'anno dopo invece già eravamo in 40 e la voce si era sparsa, e a distanza poi, passato il Covid che ha fermato un po' tutti quanti, abbiamo detto no, dobbiamo scendere nelle piazze di nuovo e cercare di portare di nuovo le persone a stare insieme, a stare nelle piazze, perché il Covid ha lasciato, sappiamo, purtroppo una marca importante, e da lì appunto abbiamo deciso di ingrandirci e quindi coinvolgere diversi operatori con diversi stili e diverse realtà di Udine appunto. Quindi siete tutti invitati, basta avere un tappetino, basta essere vestiti comodi. Quest'anno anche se piove abbiamo dei posti al chiuso grazie al Comune di Udine e diversi patrocini che abbiamo. Il Comune di Udine ha deciso di collaborare, come da 7 anni a questa parte, con l'iniziativa di Flor de Vida per il 21 giugno, mettendo a disposizione spazi sia all'aperto sia al chiuso in caso di pioggia, visto che attualmente il tempo insomma è abbastanza imprevedibile. I parchi interessati saranno il meraviglioso Parco Moretti, il Giardino del Torso, le piazze Piazza Venerio e Piazza 20 Settembre. È stata più complessa la ricerca di spazi al chiuso, perché attualmente le associazioni sportive, ma le associazioni in generale, per fortuna, sono molto attive e gli eventi in città sono tantissimi. Nonostante questo ci siamo messi in rete e collaborando siamo riusciti a trovare, con l'aiuto di Fondazione Friuli, della Pallacanestro Laipacco, che ha messo a disposizione la palestra Benedetti, il Comune di Udine che ha messo a disposizione la palestra della scuola 4 novembre, anche le soluzioni alternative in caso di maltempo. Ma ci mancherebbe che come amministrazione non ci mettiamo a disposizione di un evento che dà vigore a questa città, che riempie di energia la città, che
unisce i luoghi tra loro e le persone tra loro. Tra le diverse centinaia di attività che sono partite dall'inizio dell'anno, Yoga Day è un appuntamento importantissimo rivolto alla comunità, alla cittadinanza di Udine. Quindi l'ente Oxen appoggia a pieno l'associazione Flor de Vita, che è attiva da diversi anni, ed è il 7° anno che organizza questa manifestazione, che ci sarà in tutto il mondo, perché lo yoga è stata dichiarata una disciplina universale con dei valori universali. Quindi tutto il mondo in questa giornata praticherà lo yoga. Io invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento, perché è un evento fatto per voi. Vi aiuterà a parte l'aspetto motorio e fisico, ma vi aiuterà anche un percorso psicologico a conoscere proprio voi stessi. Quindi è una disciplina meravigliosa che si può applicare a tutte le età, anziani, giovani, chiunque vuole partecipare. Vi consiglio vivamente di partecipare e vi aspettiamo numerosi. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news